La sfida tra le due principali antagoniste del campionato si è conclusa con la vittoria degli arancio-nero-verdi. A 5 minuti dal fischio d'inizio i padroni di casa erano già in vantaggio rispetto al campo d'Arsego. Ci siamo trovati di fronte a una squadra che ci ha dato battaglia per tutti i 90 minuti e solo con una grande prestazione come hanno fatto i giocatori del Venezia si poteva arrivare in fondo e vincere questa partita 2-0. Abbiamo concesso poco, siamo stati bravi tatticamente, siamo stati ordinati e questa, insomma, penso che sia stata una partita fatta, voluta per vincere e cercare il risultato fino alla fine ci ha premiato. Ad apporre il proprio nome sulla riga dei marcatori al Penzo è McCann. Gli arancio-nero-verdi sono bravi a gestire il vantaggio per tutto il tempo, occupandosi soprattutto di contenere gli avversari. Siamo stati ordinati, abbiamo tenuto bene il campo, forse un pochino il primo tempo, forse un pochino bassi il primo tempo, però dopo nel secondo abbiamo ripreso in mano la partita e penso che ci sia stato da parte dei ragazzi la convinzione di poter fare il 2-0 e questa è la cosa più importante, non è che si sono accontentati dell'1-0 e portarla in fondo così, che poteva essere anche rischioso perché questa è una squadra che poi in fin dei conti ha i colpi davanti per poterti far gol in qualsiasi momento. Lo dimostra che insomma, il Campo d'Arsego ha rimediato molte partite alla fine, quindi aver fatto il 2-0 per noi è stata una sicurezza. Una sicurezza che ha portato la squadra a guadagnare il primato della classifica in solitaria.